Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi con questo approfondimento serale supportati dallo SPI CGIL e non solo del Veneto. Vi presento subito i nostri ospiti e poi andiamo a bomba sulle tematiche che sono molto importanti, urgenti e che riguardano indistintamente anziani, non anziani e anche giovani, ovvero il dilemma delle liste d'attesa. Quando capita di avere a che fare con certe prescrizioni diagnostiche o di altro genere, ci si imbatti ineluttabilmente, a meno che non si vada privatamente, con queste liste d'attesa e allora i problemi sorgono e come se non sorgono. Ma che cosa è cambiato? Quali sono le prestazioni che vengono fornite o non fornite? Come se è migliorata la situazione oppure no? Che cosa suggerisce di fare il sindacato? Che tutele abbiamo? Parliamo di sanità, parliamo di tante cose che riguardano tutti, quindi ci dovete seguire. E i nostri ospiti sono Gino Ferraresso, ben ritrovato, del Dipartimento Sociosanitario dello SPI CGIL del Veneto. Buonasera. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivata, ben ritrovata Margherita Miotto dell'Associazione Salute e Diritto Fondamentale. Grazie onorevole di essere qui con noi. Grazie. Ben collegata Marta Casarin, segretaria generale Funzione Pubblica CGIL di Treviso. Grazie anche a lei. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, proprio due parole di coronamento iniziale, perché poi io vorrei parlare del personale che si occupa della sanità, di cui spesso si parla e che costituisce veramente un nodo cruciale. Perché? E lo capiremo insieme. Prego, segretario. Allora, il problema delle liste d'attesa sono sostanzialmente collegati a due questioni, la domanda e l'offerta. La domanda è collegata, in particolare, è peggiorata la domanda, nel senso che abbiamo ovviamente più cittadini che soffrono di malattie croniche, si parla di 24 milioni circa di cittadini in Italia con malattie croniche. C'è, per quanto riguarda la domanda, un problema che si chiama inappropriatezza prescrittiva, vuol dire usare non in modo corretto i medicinali e magari incentivare visite e prestazioni che magari non dovrebbero essere fatte. Ovviamente una responsabilità su questo c'è da parte dei medici di medicina generale, degli specialisti, ma anche di noi stessi che molte volte non stiamo ben attenti a queste cose. Poi c'è tutta la parte dell'offerta. Per quanto riguarda l'offerta, negli ultimi anni l'offerta ha avuto una diminuzione sia nell'offerta ospedaliera ma anche nell'offerta territoriale. Quando parliamo di territorio significa parlare anche di medici di medicina generale, ma significa anche parlare insieme all'offerta ospedaliera che il sistema ha diminuito i posti letto e non c'è stato un adeguato aumento di quelli che vengono chiamati posti letto territoriali negli ospedali di comunità. Poi c'è tutta la questione del personale. Infatti, bravo. Allora, e qua mi dà il là per agganciare invece la segretaria della funzione pubblica. Tante volte abbiamo parlato della questione del personale. Perché? Perché sostanzialmente sembra che la professione medica da un lato non sia più appetibile per i giovani, che dir si voglia, e questo è un capitolo. Ci sono delle altre offerte che risultano più interessanti, vanno anche all'estero e questo è un problema generalizzato, però nella sanità se ne risente molto. E dall'altro chi vive, chi lavora nella sanità e nel socio-assistenziale, perché bisogna metterlo dentro anche questo ovviamente, ha delle criticità di non poco conto. Segretaria, ovvero che cosa sta succedendo? C'è una soluzione proposta? Voi che cosa avete riscontrato? E dopo mi dirà anche cosa chiedete. Allora, intanto grazie, perché io penso che nel suo incipit iniziale lei ha detto che il tema del personale è uno dei temi. Io sarà che sono di parte, ma io penso che il tema del personale rispetto a come sta la sanità veneta e la sanità in generale è il nodo cruciale. Nel senso che in questi anni si è fatta una scelta molto chiara, sia a livello nazionale che poi anche a livello regionale, insomma, di abbassare le soglie del perimetro pubblico e scegliere di non investire
sia da un punto di vista economico ma anche di gestione del lavoro sul personale sanitario, e quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, tanto che come dire, noi ci ritroviamo spesso e volentieri in situazioni in cui il personale che lavora nelle strutture pubbliche decide di non tanto più andare nelle strutture private, ma proprio abbandonare la professione e scegliere, come lei diceva prima, anche di andare all'estero. Noi abbiamo avuto una fuga di professionisti abbastanza importante negli ultimi due anni e mezzo. I temi sono tanti e io penso che dovremmo provare a metterli in fila tutti. Da una parte l'attrattività della professione in seno sia da un lato alla tenuta economica e quindi a quanto questi professionisti sono pagati, perché noi siamo reduci da un mancato rinnovo contrattuale, o meglio, una mancata firma di un rinnovo contrattuale per il personale della sanità, perché secondo noi non dava i giusti ritorni economici ai professionisti sanitari, tanto che abbiamo scelto di non sottoscrivere quel contratto nazionale, spiegando che a quei professionisti non era possibile dare una media di rinnovo contrattuale. Si pensa agli infermieri di circa 135 euro pro capite, in un'idea in cui un infermiere in Veneto guadagna più o meno 31.600 euro all'anno, a fronte di una media nazionale di 32.400 e di un trentino, di una regione del Trentino, che guadagna 37.200 euro. Quindi c'è un tema economico molto molto importante. Ecco, Io scusi, faccio le l'esempio interrompo solo un secondo per spiegare ai nostri telespettatori, perché non tutti sono a conoscenza delle dinamiche, magari chi ci ascolta fa parte della categoria di cui lei sta parlando. Perché la retribuzione del personale medico varia da regione a regione? Non è un contratto nazionale uguale per tutti? Il contratto nazionale dà le linee guida, ma poi ogni regione decide quanto investire per il personale della propria regione, in base ad accordi regionali di secondo livello, in base a quanti soldi decide di mettere sul piatto nelle trattative regionali. E quindi è chiaro che la mobilità anche di personale nelle varie regioni è una mobilità che in questa fase è abbastanza crescente. E quindi da un lato negli ospedali c'è un tema rispetto all'attrattività economica, dall'altro io credo che la modalità in cui il personale sta lavorando e sta lavorando negli ultimi anni è una modalità che non consente minimamente di tenere in considerazione i tempi di vita e i tempi di lavoro, perché è chiaro che se il personale manca, più richieste abbiamo la necessità di maggiori rientri in servizi, maggiore straordinario, le persone non sono più nella condizione di reggere questa cosa, e tanto personale decide che quel tipo di vita non è più nella condizione di farla. E poi c'è un ultimo tema che io metto sempre di sfondo, ma che non è di sfondo, che è tutta la partita della sicurezza nei posti di lavoro, perché il personale sanitario, soprattutto alcuni pezzi di personale sanitario che lavorano più in frontiera che altro, penso al personale del pronto soccorso, spesso e volentieri è vittima di grandi aggressioni da parte della cittadinanza, che si riversa all'interno di questi luoghi perché si è fatta una scelta molto chiara in cui il territorio si è scelto di abbandonare dentro un investimento programmatico e si è scelto di non dare e non garantire quella rete di prestazioni di servizi ai cittadini, motivo per cui i cittadini oggi si riversano negli ospedali. Ed è chiaro che dentro a queste tre questioni io non ho una ricetta per dirci quali sono le modalità con cui ci possa essere un'inversione di tendenza. Credo però che siano importanti tre cose. La prima, che questa regione del Veneto decida, dentro ad una regia italiana, di attuare un piano straordinario di assunzioni del personale sanitario, dando riconoscimenti economici dignitosi e riconoscendo le professioni. Dall'altro, rimuovere totalmente tutti i vincoli di spesa che determinano sia le assunzioni che le retribuzioni del personale. Lo dico perché la pubblica amministrazione ha questo vincolo, è un vincolo che ci accompagna da molti anni e che non permette di fare assunzioni più di un tot. Adesso non starò nei tecnicismi, credo che l'onorevole rispetto a questa cosa
la sappia spiegare molto meglio di me, perché gliel'ho sentita spiegare più volte, però io penso che il tema della rimozione dei tetti di spesa e dei vincoli di spesa delle regioni e quindi anche delle aziende possa fare la differenza rispetto al fatto che ci debba essere un drenaggio economico per tutto il mondo della sanità. E il terzo punto, che non è meno importante, è l'abbandono di un'idea di austerità in tutte quelle che sono le logiche della sanità pubblica. Lo dico perché, per come io guardo il territorio, non solo quello trevigiano ma anche quello veneto, c'è una dislocazione di prestazioni al privato assolutamente importante in questa fase e quindi c'è come dire, un cambiamento strutturale di quello che è il nostro territorio rispetto a questa cosa, al netto poi di quello gli argomenti che abbiamo oggi in questa trasmissione, quindi la questione delle liste d'attesa, però il tema per cui oggi anche il personale che lavora nella sanità pubblica sente di non avere il giusto investimento sia in termini di tenuta economica che di organizzazione del lavoro, ma che in realtà si guardi ad altro e si decida che la sanità privata possa essere come dire, il faro su cui puntare, è chiaro che fa sì che l'attrattività di questo mondo diventa un'attrattività che almeno in Italia non è più all'ordine del giorno e quindi i giovani decidono di andare a fare un sacco di altre cose o di fare professioni sanitarie, ma di andarle come dire, ad agire in altri luoghi, perché c'è assolutamente questo cortocircuito. Chiaro. Volevo chiederle, voi chiedete per la prima cosa, mi diceva un'iniezione importante di assunzioni, quindi di personale, però come diceva lei questa è una professione che non è di appeal, allora si vanno a prendere, come succede per il personale infermieristico, anche all'estero, quindi oppure attraverso cooperative a contratto con degli esborsi rilevanti, può andare bene anche questo. Però bisogna calcolare la preparazione, la formazione rispetto a chi invece esce dalle nostre istituti universitari con una preparazione di un certo tipo. Cioè, Guardi, in questi anni si è fatto ricorso a qualsiasi cosa, dalla cooperazione sociale ai gettonisti, al personale in libera professione, insomma potremmo raccontarci un sacco di cose. Il tema vero è che cosa la politica decide di mettere al primo posto quando si parla di sanità. Cioè, se raccontarsi e parlare di sanità è sempre dire ma in questo momento il modello non regge, quindi, e non c'è un'assunzione di responsabilità da parte della politica da un punto di vista di tenuta economica, cioè io non mi dimentico che il nostro bilancio regionale per un buon 80% fa la sanità veneta. Quindi è chiaro che rispetto a questo io credo che ci debbano essere scelte molto definitive. E se non ci sono scelte molto definitive, noi continueremo a raccontarci di una sanità che viene distrattata, non viene presa in considerazione dalle nuove generazioni e di un Veneto che continuerà a tirare fuori di tasca propria, e siamo la prima regione in Italia, insomma, i soldi per potersi curare perché non è nella garanzia e nella tenuta di quello che poi sono i principi della nostra Costituzione. Quindi va tutto bene finché è una situazione di tampone, ma non può essere questa la dinamica strutturale. Domani noi avremo le aperture delle case di comunità, gli ospedali di comunità. Io lo dicevo un anno fa nel mio territorio, continuavano a dirmi che facevo l'uccello del malaugurio, continuavo a dire guardate che questi posti rimarranno delle grandi cattedrali nel deserto perché noi personale non ne abbiamo più. E il tema, mi permetto di dire, non è neanche che noi, ce l'hanno quelli della cooperazione, perché fra poco non ce l'hanno più neanche loro. Allora va bene, si importano dall'estero, faremo tutte le dovute considerazioni rispetto a questa cosa perché io credo che su questo non ci sia, però il tema non è da dove prendo il personale, il tema è come questa regione e questa Italia decide che la sanità torna ad essere uno degli elementi sfidanti di questo paese, perché se no continuiamo a raccontarci una storia che secondo me rischia di non tenere più.
Chiaro. Allora, io la ringrazio del suo intervento, tra l'altro so che lei deve andare, per cui ringraziandola del suo contributo la congediamo anche, la lasciamo andare al suo impegno. Sì, mi scuso. Niente, assolutamente, e ci rivedremo anche una prossima volta, però colgo la palla al balzo subito, prima di andare poi in pubblicità, di dare la parola a lei, onorevole, perché lei appunto, come diceva la segretaria, più volte si è occupata di questi temi e sa anche dietro le quinte delle dinamiche. Ce le vuole spiegare relativamente al punto di cui faceva riferimento la segretaria della Funzione Pubblica di Treviso? In Veneto è stata fatta una scelta di risparmiare sul personale. Perché? Perché è una spesa che insomma, è facilmente governabile. Come? Se io non assumo, se io aspetto a sostituire chi va in pensione, sono soldi risparmiati. Se l'obiettivo, come è stato, è quello di chiudere i bilanci in pareggio, c'è un unico modo: risparmiare sul personale. Perché non posso risparmiare sulle bollette della luce, sulle spese fisse, sugli acquisti dei materiali che sono necessari, sulle spese di riscaldamento. Cioè, adesso, diciamo, la spesa del personale, che è circa il 30% del totale della spesa sanitaria, è quella più facilmente governabile. Quindi, se io voglio chiudere il bilancio in pareggio, basta non sostituire chi va in pensione, basta recepire i contratti di lavoro non utilizzando tutte le opportunità che giustamente sono state ben indicate un attimo fa. Non è, cioè, è vero che c'è l'accordo nazionale, contratto nazionale di lavoro, per cui lo stipendio base è uguale per tutti, ma la retribuzione ha altre componenti che si aggiungono allo stipendio tabellare, diciamo. Ecco. E quindi è su quelle che bisognava esercitare da parte della Regione il massimo di, diciamo, di impegno, ecco, per convincere i nostri dipendenti, operatori sanitari, a rimanere in Veneto. È uscita 2 mesi fa il monitoraggio della spesa sanitaria del Ministero, il MEF, insomma, no? Della Ragioneria Generale dello Stato. Se facciamo il confronto del Veneto con l'Italia e del Veneto con l'Emilia-Romagna e la Toscana, che sono le regioni che sono comparabili con il Veneto, perché hanno una percentuale di dipendenti pubblici legati alla presenza di servizi pubblici paragonabile al Veneto, dove la presenza del privato accreditato non è così elevata come in Lombardia, per esempio. Infatti i confronti non si possono fare con la Lombardia, perché c'è un sacco di privato e quindi la spesa pubblica per il personale è evidente che è inferiore dove c'è tanto privato. Ma se noi confrontiamo il Veneto con la Toscana e l'Emilia-Romagna e anche con l'Italia, abbiamo questo risultato, che in Italia la spesa del personale è del 30,9%, ma il Veneto ha il 29,3% sul totale della spesa sanitaria. La spesa del personale incide per il 29%, 29,3%. In Emilia-Romagna il 33,2%, in Toscana il 34,2%. Cioè abbiamo 4 punti percentuali, spendiamo meno per il personale rispetto a Emilia-Romagna e Toscana, a parità di, diciamo, di una offerta di servizi che per certi aspetti, diciamo, è comparabile. Avete fatto anche lei come Associazione Salute e Diritto Fondamentale, poi a suo tempo ha rivestito diversi ruoli molto importanti, istituzionali, un'istanza, una domanda perché ci sia questo problema? Ma questo fatto? Ripeto, è una scelta tutta politica. Una scelta politica. È una scelta tutta politica, perché è evidente che se si ritarda
nel sostituire le persone per risparmiare. Se l'obiettivo è quello, risparmiare, allora ritardo il più possibile di rimpiazzare chi va in pensione, no? Addirittura all'interno della Regione Veneto abbiamo trattamenti retributivi diversi da azienda a azienda. Tra un'uso e l'altra. È notorio che a Padova c'è un trattamento economico di personale che lavora nell'ospedale pubblico, ecco, rispetto a Treviso, per esempio, che è inferiore, trattamento inferiore. C'è stata un'avvertenza del sindacato, ci sono state richieste, insomma, adesso in parte è stato corretto questo gap che c'è, però permane. Allora, voglio dire, è questione di scelte politiche. Per fare una buona sanità, siamo convinti che è essenziale puntare sui professionisti? Sì, non ci sono altre scorciatoie. Sì, lei guardi, c'entra una questione che secondo me per tutti gli ambiti che vado ad affrontare con le trasmissioni è trasportabile in tutti i settori, perché poi alla fin fine in tutti i settori, ma è necessario che e poi alla fine ci troviamo, tiriamo la riga, gli italiani meno pagati, con una retribuzione più bassa in assoluto in Europa, potere di acquisto ridotto all'osso, spese eccessive e tra l'altro una resa produttiva estremamente bassa, perché questa è l'altra questione. Abbiamo la Spagna che ormai ci ha surclassato e ci guarda voltandosi indietro. Per cui è tutto mutuabile, è un paese che sembra... Ma guarda, noi dobbiamo prendere l'insegnamento che ci deriva dai più grandi esperti mondiali, no, di politiche sanitarie, è illuminante. Quando viene chiesto ma quanto si dovrebbe spendere per la sanità? Qual è la percentuale, qual è il numero, quel numeretto che bisogna, no, per avere una buona sanità? La risposta dei più grandi esperti mondiali è questa. Si deve spendere ciò che ciascun paese, e quindi la classe politica da un lato e i cittadini dall'altro, decidono di spendere. Cioè, vogliamo un servizio sanitario che copra alcuni bisogni, garantisca alcuni diritti, allora bisogna impiegare le risorse necessarie. Ecco. Dopodiché, se facciamo i confronti con gli altri paesi che hanno un modello simile al nostro, simile a quello italiano, ma anche, possiamo dire tranquillamente, a quello veneto, ci accorgiamo che tutti gli altri destinano più risorse. Non è che di notte fabbricano i soldi, no, in una secca clandestina per finanziare. Hanno deciso che per la sanità servono più risorse. Cioè, quando noi siamo fermi al 6% del PIL, è evidente che noi... Cioè, adesso, anche qui, tutti gli studi più importanti a livello internazionale ci dicono che al di sotto del 6,5% del PIL non si può andare. Noi stiamo sfiorando il 6, addirittura il prossimo anno è previsto il 5,9. Cioè è evidente che è stata fatta una scelta, che ripeto è tutta politica, è stata una scelta della politica di spendere in alcuni ambiti e non in altri. Chiaro. Allora, torniamo su queste riflessioni perché poi questo un po' è la chiave per spiegare, cercare di trovare delle spiegazioni a queste benedette liste d'attesa che poi sono il nodo cruciale di tanti cittadini. Pubblicità qualche secondo, ritorniamo insieme tra poco. Eccoci qua, stiamo parlando delle liste d'attesa, ma abbiamo aperto, approfondendo e approfittando della presenza della segretaria della funzione pubblica di Treviso e del contributo dell'onorevole Miotto, di parlare di una criticità, ovvero del personale che non c'è o che non si trova bene nell'ambito della sanità, e questa può essere una delle motivazioni, chiedo a lei segretario, per cui queste liste d'attesa si accumulano, ma non è soltanto questa. Dati alla mano, l'onorevole parlava di dati recenti per quanto riguarda l'investimento in sanità. Dati alla mano 2023-2024 c'è un trend
della popolazione rispetto alle cure sanitarie e diagnostiche, no? Allora, ci sono dei dati forniti dalla Fondazione Gimbe, che ormai tutti quanti conosciamo, che si occupa di sanità, di salute, che ha, su dati Istat, che ha guardato, osservato quante persone in Italia hanno rinunciato alle cure sia perché ci sono le liste lunghe d'attesa e sia perché non hanno le risorse per pagarsi la visita. Stiamo parlando che non hanno neanche le risorse per pagarsi il ticket, sto dicendo. Questi dati sono in aumento impressionante, in maniera molto sintetica. Nel 2024 6 milioni di persone in Italia hanno rinunciato alle cure per via delle liste d'attesa lunghe o perché costa troppo Quindi la complessivamente prestazione. 6 milioni. È in aumento però considerevole le persone, la percentuale di persone che rinunciano perché ci sono le liste d'attesa lunghe, per cui ho un problema al cuore, mi mettono la prescrizione di fare una visita entro 30 giorni, non succede niente, cosa faccio? Mi preoccupo ancora di più e vado al privato, per chi ha i soldi. Per chi non ha i soldi aspetta e spera. Quindi abbiamo dei dati molto impressionanti su questi numeri. Poi, ritornando all'origine, no, io ripeto la questione del perché di queste lunghe liste d'attesa. C'è questo problema della domanda che è aumentata per via della cronicità. Ho detto prima alcuni numeri che riguardano l'Italia. Se guardiamo gli anziani non autosufficienti nel Veneto, ultimo dato recente, sono 300.000 ultra 65 anni non autosufficienti. Di questi circa 30-32.000 sono nelle strutture residenziali, circa 100.000 persone sono assistite a casa da badanti, da assistenti familiari, e ben 165.000 persone sono assistite dai caregiver, dai parenti, dagli amici. E quindi abbiamo negli anni, con l'invecchiamento della popolazione, anche l'aumento delle cronicità. A questo non c'è stata e non c'è ancora un'idea di programmazione sanitaria e sociosanitaria, perché riguarda gli ospedali, perché poi alla fine l'anziano che non trova una risposta nel territorio cosa fa? Arriva in ospedale e in ospedale costa poi la giornata di degenza a tutti, non solamente. No, ecco. Quindi abbiamo questo problema e poi abbiamo un problema che anche questo, secondo il Ministro della Sanità, è circa un 30% di prescrizioni che non sono corrette, che sono inappropriate. Quindi bisogna recuperare questo dato facendo attenzione che però non andiamo a tagliare le prestazioni, perché dobbiamo in qualche maniera tagliare nella sanità. E finisco con la questione dell'offerta, che già è stata discussa, ma io aggiungerei anche qualche altro numero, qualche altro dato. Guardate che per quanto riguarda gli ospedali di comunità, nel 2012 nel Veneto è stata fatta una riforma sanitaria che ha tagliato i posti letto ospedalieri. Per esempio, attualmente noi abbiamo solo 40 posti di lungodegenza nel Veneto, 40 posti di lungodegenza. Si sono tagliati quei posti letto ospedalieri dicendo che bisognava rafforzare il territorio, quindi gli ospedali di comunità, e quindi in qualche maniera ci dovevano essere strutture che davano una risposta alla malattia post-acuta. Ad oggi, ultimi dati che dà la Regione, abbiamo 730 posti in tutto il Veneto. Sono sufficienti o no? La programmazione regionale direbbe che ce ne vuole almeno
1500, quindi siamo a metà di quelli che ci dovrebbero essere. Calcolando che poi c'è l'invecchiamento della popolazione. Ovviamente quando succedono queste cose vuol dire che poi alla fine la gente, non ci sono i medici di base, perché non siamo in carenza dei medici di base, bisognerebbe aprire tutta una parentesi sulla responsabilità di questa No, ma dopo torniamo su questo. Lei programmazione. mi sta sviscerando tutto quando aspetti, fermata per capitoli, perché sennò qua andiamo avanti in monologo e non se ne viene a capo. Allora, io volevo andare per step, in modo che i nostri telespettatori si sentano e comprendano anche la dinamica. Inappropriatezza prescrittiva. Lei si occupa bene della salute, è un diritto alla prevenzione, altrimenti sono conseguenze, una stupidaggine. Per un esempio, una persona ha bisogno di una visita dermatologica, banalissima, se si scopre, la si fa dopo 4 mesi, magari c'è già un tumore che può essere nello stadio di un certo tipo, e magari è troppo tardi e costa forse molto di più. Assolutamente. Una persona anziana, se fa una visita diagnostica, se viene prescritta da un medico, se il medico è medico e prescrive una visita diagnostica a 60 giorni, a 120 giorni, vuol dire che avrà fatto un ragionamento. Esatto. Quindi io devo dare del presupposto che il medico è competente. Esatto. Se lo faccio dopo vuol dire che ci può essere un aggravamento e dopo vado a finire nella fase acute nell'intervento. Quindi o c'è un interesse a portare tutti a spendere di più, ma sempre a carico della sanità, perché dopo sala operatoria, interventi, conseguenze, farmaci, eccetera, oppure vado sulla prevenzione. Io ricordo che con lei parlammo di prevenzione ancora un decennio fa, secondo me, in cui si diceva, in tempi, 15 forse, in tempi non sospetti, bisogna portare le persone a capire la prevenzione. Si ricorda? Ma assolutamente, assolutamente. Il ragionamento che faceva prima il segretario Ferraresso è assolutamente ineccepibile, perché è anche responsabile, perché dice c'è anche un po' di inappropriatezza. Secondo me in quella percentuale del 30% che il Ministro ha lanciato, secondo me, insomma, siamo Un po' troppo. sì, come si fa a dire che c'è il 30% di inappropriatezza adesso? Cioè, no, certo che c'è stato un aumento di richieste, ma l'aumento delle richieste non è collocabile nella inappropriatezza, ma in un aumento di domanda correlato a bisogni che sono cambiati, a esigenze che sono cambiate. È proprio per questo che in relazione al cambiamento che c'è stato bisogna investire molto sulla prevenzione, perché prevenire è meglio che curare, dice il detto banale, no, che tutti conosciamo. Aggiungo che costa anche meno, come giustamente ha detto lei, costa anche meno, oltretutto. Ora, è evidente che se io non rispetto le liste d'attesa che si determinano sulla base della prescrizione di un medico che è preparato per dire che questa prestazione va fornita entro quel termine, cioè quel criterio di priorità, se io, servizio sanitario, non lo rispetto, quel termine, sono responsabile di diciamolo pure, di un possibile aggravamento di quella patologia. E quindi veramente faccio un'operazione che anche economicamente è assolutamente svantaggiosa, no? Controproducente. Sulla prevenzione sono stati stretti i cordoni della borsa, diciamolo pure. Le campagne di screening sono state fatte, sì, parzialmente. Sono stati introdotti criteri, per esempio, per limitare l'accesso a una determinata età. Per esempio le mammografie screening per le mammografie sono gratuite fino a una determinata età, non oltre. Qui sono le società scientifiche che si debbono esprimere su questo. Non può essere una decisione della politica questo, di dire che comincia a 40 anni fino a 60. Cosa dicono i medici su questo punto? Anche perché anche lì è il solito discorso, se poi togli lo screening periodico, certo. Uno non ci va per sport. No, non va a fare, no, esatto, assolutamente. prenotando la visita, i tempi, non ci va più e poi ti trovi
che la persona si ammala e dopo tutte le cure costa tantissimo un tumore. Assolutamente, ma poi bisogna investire un po' di più sugli stili di vita, cosa che si fa pochissimo. Ora, noi abitiamo in un'area della pianura padana particolarmente, diciamo, insomma, rischiosa per la salute, no? Per i fatti di inquinamento sono noti. Quindi servono delle campagne di osservazione dei fenomeni che evitino che si creino, per esempio, fatti gravissimi come l'inquinamento provocato dai FAS. È recente invece un provvedimento del governo che ha cambiato alcuni indici. No, sulla salute non si scherza, quindi occorre gli stili di vita, le questioni ambientali in particolare. Certo, anche, e qui bisogna investire soprattutto cominciando dalle scuole, perché questi cambiamenti nei comportamenti che possono aiutare un'azione di prevenzione efficace debbono partire dalla giovanezza. C'è poco da fare. Infatti. E anche qui le campagne, per esempio contro le dipendenze, che è un fenomeno che riguarda le giovani generazioni. Dipendenze da sostanze, ma anche da gioco, giovani, ma anche gli anziani. E abbiamo anche qui visto una diminuzione delle attività presso le scuole che poi si paga. Si risparmia adesso, ma poi ce li troviamo. Torna indietro. Per non parlare della salute mentale. Questo è un altro capitolo. Adesso le darò la parola anche a lei, segretario, perché c'è un altro nodo che lei ha affrontato che vorrei andare un po' più a fondo, però abbiamo la pubblicità, quindi torniamo tra poco. Eccoci qua, allora stiamo parlando di vari aspetti, varie criticità e volevo tornare con il segretario perché è arrivato anche il momento che poi vi daremo delle spiegazioni su come fare per queste liste d'attesa, trovare delle soluzioni. Medici di medicina generale, secondo me liste d'attesa e medici di medicina generale sono due nodi enormi per il cittadino, perché hanno diritto di andare in pensione anche loro, giustamente, ci dovrebbe essere un ricambio generazionale, come si parla per le aziende, ma i giovani non sono attratti da questa professione, anche se qui il reddito non c'entra, perché tutto sommato il medico di medicina generale riesce ad avere una buona rendita, diciamo così. Non affoga in turni notturni, in cose, quindi, però non è più di appeal. Fatto sta che il medico è una rarità, ci sono migliaia di pazienti, di persone che non ce l'hanno più. Ed è qui il nodo della prevenzione, della prescrizione, della cura, perché quando un medico non conosce, se non leggendolo sul computer, o neanche la tua storia, il tuo caso clinico, può sbagliare anche, ci può essere un errore di appropriatezza, perché non sa la tua fragilità, il tuo passato, lo legge, ma non siamo dei computer. E quindi ci troviamo tutti quanti a dover transitare di medico in medico senza avere più una continuità assistenziale, cioè il termine ci sta in questo caso. Cosa dice? Anche questo è un nodo importante, che poi si rifà alle liste d'attesa, perché poi ovviamente cosa c'è? Il medico dice non posso assumermi la responsabilità di non far fare una diagnostica a questo paziente che peraltro non conosco come una volta, da quando è nato, non lo conosco, e rischiare poi una denuncia, perché poi parliamo anche del caso, non c'è la segretaria della funzione pubblica, però anche tanti cittadini denunciano la sanità perché non si reputano seguiti in modo appropriato. E allora dice ti faccio la prescrizione, me ne tolgo di responsabilità, vai dallo specialista. E quindi? Allora, parliamo del medico in medicina generale. Allora, anche in questo caso, come è stato detto da Margherita e come è stato detto anche dalla segretaria di funzione pubblica, c'è un tema che è quello della programmazione, cioè se noi arriviamo a oggi in Italia e nel Veneto ad avere meno medici di medicina generale, non è che sia scoppiata una bomba e che sono morti tutti, vero? Questo tema si conosce da anni
ed è compito della politica, come è stato detto, programmare. Ora nel Veneto, per esempio, a differenza da altre regioni, la programmazione dei posti di medico e medicina generale da bandire ha avuto, come dire, delle carenze per responsabilità proprie della regione. Altre regioni, mi riferisco a regioni che hanno la popolazione simile alla nostra, Piemonte, Emilia-Romagna, se andiamo indietro negli anni si vede chiaramente che hanno investito risorse anche proprie delle regioni per fare più bandi del concorso per medici di medicina generale. Poi c'è un problema per i medici di medicina generale, che la specializzazione non è come la specializzazione ospedaliera. I medici di medicina generale che fanno la specializzazione fanno un percorso che si chiama borsa di studio, che vale però la metà al mese di risorse che vengono date agli specialisti. Da anni si dice che bisogna equiparare la specializzazione del medico in medicina generale con quello degli specialisti. Questo potrebbe servire a incentivare le domande da parte delle persone a fare il medico in medicina generale. La Regione Sardegna ha deciso di mettere soldi propri, equiparare la specializzazione, i soldi che si danno per la specializzazione per chi la fa ospedaliera, anche uguagliare, insomma, fare la stessa cosa per i medici di medicina generale. Poi c'è tutto un problema che bisogna sburocratizzare, cioè sì, sburocratizzare e anche rivedere un po' il ruolo del medico in medicina generale, che oggi, diciamolo, non è un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, è un libero professionista in convenzione. Da parte della CGIL da anni noi diciamo che questa figura dovrebbe essere inserita completamente all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Però non vogliono i medici. I medici, diciamo che una parte dei medici, adesso i più giovani sono molto più disponibili, uno a vedere la possibilità di andare ma sarebbe risolutore o no? Forse anche no? No, non è questa la soluzione del problema. La soluzione del problema passa anche attraverso questo, perché questo ci permetterebbe di avere, come dire, più integrazione tra le varie figure professionali. Le case di comunità dovrebbero servire a questo, ma c'è tutto anche un ragionamento di lavorare in team, di lavorare in gruppo. Il medico di medicina generale fino a ieri ha lavorato, molti hanno lavorato da soli. Ci sono esperienze nel Veneto di medicine di gruppo integrate, positive, che non bisogna abbandonare, ma quella è la strada. No, inserire magari le medicine di gruppo integrate all'interno delle case di comunità. Ecco, questo è un altro nodo cruciale, giustamente bisognava anche affrontarlo, però tornando a queste benedette liste d'attesa, forse neanche questo risolve, perché bisognerebbe che allora in queste case di comunità ci fosse già una diagnostica, una prima diagnostica per le cose più ordinarie. Assolutamente sì. Con il personale che la sa fare, perché questa è l'altra questione, perché altrimenti se non è una diagnostica di qualità lo specialista la guarda e non la ritiene valida. Già sappiamo che questo certamente c'è anche questo, però il nodo è quello che è stato appena ricordato da Ferraresso. Il medico che lavora da solo è un modello, il medico di medicina generale che lavora da solo è un modello del passato. Oggi, anche per il carico amministrativo che grava sui medici di medicina generale, bisogna riconoscerlo, c'è bisogno di altre figure. Cioè ci sono delle funzioni di tipo amministrativo che possono essere affidate a una segretaria. E questo risolverebbe il famoso problema che il paziente si aspetta di essere guardato, toccato, valutato direttamente dal medico, che non invece dietro il computer. Ma allora il medico è sgravato da compiti amministrativi, da funzioni che possono essere delegate ad altri e può dedicarsi di più ai propri pazienti. Così come la presenza dell'infermiere nelle medicine di gruppo integrate
sgrava molto diciamo del carico di lavoro del medico di medicina generale e consente di seguire i pazienti che sono all'interno di un PDTA, di un percorso terapeutico già programmato, con più puntualità e le persone si sentono anche più seguite. Allora, il punto qual è? Far sì che tutti i medici siano integrati in una rete, minimo in una rete, ma che collaborino con altri professionisti. Nelle case della comunità che fra 4 mesi, a giugno del 2026, devono partire, ecco, ci sono quelle dotazioni anche diagnostiche di primo livello, diciamo, che possono evitare il ricorso che altrimenti è inevitabile al pronto soccorso. Questo è l'altro, gli intasamenti del pronto soccorso sono con tutti i problemi che questo comporta, Ma la casa della comunità, aperta 7 giorni su 7, H24, certo, ha questo scopo, questa finalità di far sì che di fronte ad una esigenza, alla percezione di un bisogno del cittadino, che non sa poi distinguere, no, ciò che è grave o gravissimo, ecco, ci possa essere un punto, una ogni 40.000, no, di accesso, dove viene preso subito in carico senza dover prenotare. Questo è il punto, perché oggi l'unico posto dove non c'è la prenotazione è il pronto soccorso. Ma soprattutto perché poi appunto avendo il medico degli orari, delle visite, delle liste d'attesa, le persone finiscono che hanno qualcosa che reputano particolarmente grave e vanno al pronto soccorso. Assolutamente, ma è evidente. Non c'è soluzione. Allora, né possiamo pensare che il medico di medicina generale tenga l'ambulatorio aperto 24 ore al giorno, questo è evidente. Infatti la medicina di gruppo integrata deve avere un orario di 12 ore al giorno, però la casa della comunità deve essere aperta H24, 7 giorni su 7. Allora, in attesa che la casa della comunità si apra, si aprono le porte, che la medicina di gruppo integrata parta, si estenda a livello territoriale, noi ci troviamo tanto con queste liste d'attesa, che la Regione ha detto che avrebbe fatto notevolmente diminuire, probabilmente dati alla mano anche a voi risulta che sono un po' diminuite, giusto? Però quando le persone si trovano a dover fare la prenotazione, la percezione è che ci siano tempi molto molto lunghi. Se un medico prescrive, reputa in base alla sua professionalità, eccetera, perizia, che servono entro i 60 giorni, entro i 30 giorni, quello che non dico addirittura entro 72 ore, però fare una diagnostica di un certo tipo, in presenza di un certo tipo di problematica patologica, e in questo tempo non viene rispettato, che cosa può fare il cittadino? Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei però vorrei sottolineare il fatto, lei ha detto che le liste d'attesa sono diminuite. Allora, questo lo dice la Regione e sforna dei dati. Ora, ci sono a livello web 2 siti della Regione Veneto dove si mettono i dati. Uno è aggiornato a dicembre 2024, l'altro è aggiornato a gennaio 2025, però metà dei mesi del 2025, se voi andate a vedere USL per USL, sono vuoti, non ci sono i dati. Allora, quindi ci abbasserebbero la media. No, non ci sono i dati, proprio non ci sono. Quindi, a proposito di trasparenza, bisognerebbe mettere quei dati per poi controllarli, perché i cittadini dovrebbero sapere se e quando ci sono le liste d'attesa. Ma al di là di questa piccola polemica sulla trasparenza della Regione, allora ci sono delle normative nazionali e regionali che prevedono che nell'attimo in cui non viene data una risposta, allora facciamo un esempio concreto, ho bisogno di una visita. Sì, ma gliel'ho fatta anch'io in 120 giorni, benissimo. Quella visita specialistica che uno vuole. Va bene, il termine è 30 giorni, prescrizione. Per rispondere le liste non c'è posto. Telefono, mi dicono
guardi, non c'è la disponibilità, richiamiamo noi. Esatto. In genere succede così. Se succede questa cosa, bisogna scrivere nella prescrizione a matita, scriversi il giorno che si è telefonato. Dopo i 30 giorni si può attivare quello che viene chiamato dalla legge, anche dalla legge regionale, un percorso di tutela. Chiedo alla regia se mettiamo anche una slide che semplifica questo percorso di tutela che si può attuare. Il percorso di tutela fondamentalmente prevede che la persona interessata, superata i termini dei tempi d'attesa, può fare domanda al direttore generale, eccola qua, può fare domanda al direttore generale della propria USL, specificando, allegando la prescrizione fatta, dichiarando quando ha fatto la telefonata, gli hanno detto la richiamiamo noi, oppure potrebbe anche essere che nella telefonata il CUP dice ma potrebbe fare la visita non dopo 30 giorni ma dopo 40, comunque si supera il tetto. Allora la persona può fare questa richiesta al direttore generale dell'USL. C'è un modello precompilato di cui voi disponete, che potete rendere che noi come sindacato abbiamo predisposto, basta rivolgersi a qualsiasi sede nostra, insomma, e si fa questa domanda, si invia per raccomandata oppure per PEC oppure si porta a mano, e da questo momento scatta, diciamo, l'accelerazione per quanto riguarda la visita che viene fatta in libera professione, pagando però il ticket, solamente il ticket. Ovviamente questa cosa deve essere autorizzata, non è che fatta la domanda io vado, faccio la prestazione in libera professione e dopo, quindi deve essere autorizzata dal direttore generale dell'USL. C'è un tempo entro cui deve essere autorizzato, può passare un anno? Non ci sono tempi perché la legge non prevede questa, però da quello che vediamo basta che arrivi la lettera e questo fa scattare, insomma, l'accelerazione per... Questo è un DGR 626 del 2024 che stabilisce questo. Esatto. E dice che nel caso in cui il sistema non riesca comunque a soddisfare l'erogazione nei tempi previsti, l'azienda, qualora richiesto dal cittadino, e questa è la richiesta che va fatta con raccomandata con ricevuto di ritorno, è tenuta ad applicare il dettato normativo del decreto legislativo 124 del 98 che prevede l'accesso alla libera professione intramoenia con il semplice pagamento del ticket da parte dell'utente previa autorizzazione dell'azienda, punto 14, quindi ribadiamo l'autorizzazione dell'azienda. E i ticket esenti lo devono pagare lo stesso? No. No. Quindi, se dovuto. Se dovuto, perfetto. Quindi questo potrebbe essere un sistema per cercare di forzare una però non si può usare sempre, cioè nella normalità dovrebbe esserci questo rispetto di queste liste. Sì, non dovrebbe esserci bisogno di ricorrere, a questo. C'è il divieto a livello nazionale del bloccare le liste e continua a succedere. Sì. Cioè vengono bloccate praticamente. Però la legge nazionale dice è fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione. Stanno violando la legge. Ma secondo me loro non dicono che sono chiuse, lo dicevano, adesso dicono non è uscita ancora, non sono uscite le date. Sì, vabbè. Per cui escono di settimana in settimana. Degli escamotage per guadagnare tempo. Perfetto. Allora, lei come associazione, poi vabbè, con il ruolo che ha rivestito, voi come sindacato forti non solo del sindacato vostro ma anche di altri sindacati che tanto rappresentano comunque i cittadini, riuscite a forzare qualcosa, a forzare il sistema, a far pressing perché si risolva in qualche modo? Poi riguarda il Veneto, in realtà partiamo del sud Italia dove abbiamo delle situazioni anche lì veramente terribili, o no? Onorevole, poi in chiusura. Io penso che la sensibilizzazione dei cittadini è utilissima e può spostare le decisioni. Come sempre il cittadino consumatore ha tanti poteri, ma non sa usarli. Sì, dobbiamo credere un po' di più nella capacità che abbiamo come associazioni, ecco, di poter influire. Guardi, anche questa delibera, ultima sulle liste d'attesa,
è stata fatta perché prima della delibera sono partiti sì. come dire, gli sportelli, no? Del cittadino, a difesa del per i cittadino, cittadini. sì, che E a quel facevano. punto è arrivata la delibera, quindi dobbiamo credere di più nella partecipazione. Ecco. E infatti per quello dico, le associazioni sono importanti, hanno un Assolutamente. ruolo e un peso. Voi come sindacato? Allora la CGIL nazionale partirà, penso già in questo mese, per una raccolta di firme per una proposta di legge sulla sanità, in particolare non ha la pretesa di risolvere tutti i problemi, ma affronta dei nodi fondamentali. Prima di tutto quello delle risorse. Quindi cercherete di agire su questo versante con una raccolta con una firme. raccolta di firme fatta a livello nazionale, proposta di legge, per arrivare ad applicare quello che c'è, tra virgolette, Certo. c'è già, perché il pericolo che stiamo vivendo oggi, la deriva che stiamo vivendo oggi, è che piano piano, un pezzettino alla volta, si sta togliendo respiro al servizio sanitario nazionale. E quindi anche ai cittadini. E quindi ai cittadini. Io la ringrazio tantissimo, segretario, ringrazio lo SPCGIL, ringrazio onorevole lei di essere stata qui con noi, di averci supportato, anche la segretaria che era con noi collegata. Intanto ricordiamo ancora, esiste questo modello, andare presso le sedi dello SPCGIL o della CGIL immagino, per richiederlo, per poter in qualche modo accedere dove si reputa che sia veramente impossibile l'attesa indefinita e indeterminabile. Grazie ancora a voi telespettatori di averci seguito, rivedete la puntata poi naturalmente su YouTube e sul web. Buona serata, buon proseguimento.